scadenza il 7 aprile a Treviso, formale richiesta di proroga da parte della Questura alla Prefettura, strumento che funziona secondo le forze dell'ordine. L'ipotesi prolungamento divide maggioranza e opposizione. Per Fratelli d'Italia sarebbe auspicabile per tutto l'anno, per il PD sbagliato militarizzare la città. Sorpreso nuovamente in Viale della Repubblica il 32enne ghanese che doveva trovarsi ai domiciliari dopo i colpi da Sorelle Ramonda e Saponeria, era evaso e probabilmente pronto ad entrare nuovamente in azione. Paura nel pomeriggio a Corso Martino per l'incendio che ha lambito la storica chiesa di San Vigilio. Vigili del fuoco e volontari AVAV in soccorso, scongiurato il peggio. 5 attività sospese, 18 persone sanzionate, 160.000 euro di sanzioni, controlli dei carabinieri nei cantieri Tramogliano, Zero Branco e Trevignano. Resta in carcere il 37enne accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento del 27enne di Cornuda durante una festa privata a Cesio Maggiore. L'uomo resta in silenzio davanti al jeep. Rincari carburante, la concessionaria Autostrade Alto Adriatico pronta a ridurre il prezzo nelle aree di servizio delle sue tratte di competenza. Martedì partirà da Spresiano con la sua bicicletta e girerà l'Europa raccontando sui social il suo viaggio e la storia di Nicolò, che raccoglie fondi per l'associazione di Filo di Simo. Partigiano e rivoluzionario a Cuba, l'unico europeo ad aver combattuto con Fidel Castro e Che Guevara, la leggendaria vita del trevigiano Gino Donè Faro raccontata in un libro. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque lo avete sentito questi titoli, ma in primo piano però il nostro sondaggio parla dei social. Dunque dopo le dichiarazioni del presidente Stefani, noi vi chiediamo: social vietati agli under 14, secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no lo vedete in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque l'avete sentito, formale richiesta di proroga della zona rossa in città da parte della Questura, ma il tema divide il Consiglio Comunale di Treviso. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha ufficialmente chiesto alla Prefettura la proroga della zona rossa istituita a inizio febbraio. La richiesta era già stata avanzata prima della rissa che sabato sera in via Fiumicelli ha portato alla denuncia di 2 ventenni. Secondo la Questura lo strumento zona rossa funziona ed è probabile che venga riconfermato almeno fino alla fine dell'anno scolastico. Nel 2025 la prima introduzione del nuovo dispositivo di controllo del territorio era durata 40 giorni, saliti quest'anno a 60. In vigore da prima del Carnevale e in scadenza il 7 aprile, ricomprende Piazza Borsa, Via Roma, Stazione San Zeno e Sant'Antonino, una zona allargata a favore della quale si è espresso in queste ore il sindaco Mario Conte, ma il tema sicurezza è da sempre divisivo e in Consiglio Comunale maggioranza e opposizione sono agli antipodi. Certo, c'è un presidio militare, ma cosa facciamo? Tutto l'anno una zona rossa? Io credo che bisogna trovare anche delle soluzioni diverse, perché quello è, come dire, l'aspirina che serve per buttare giù la febbre, ma poi dopo come risolviamo? Io non penso che la città debba essere sempre in zona rossa, credo che bisogna trovare delle strade diverse, non sono facili ma bisogna impegnarsi. Io vedere la città militarizzata può darmi sicurezza, ma voglio anche dei risultati. Se il problema è la violenza giovanile occorre lavorare per risolverlo a monte, dice Tocchetto. Zone rosse, strumento di scarsa utilità, le fa eco Luigi Calesso di Coalizione Civica, secondo cui devianza e microcriminalità a Treviso sono anzi in aumento. A San Zeno Calesso aveva addirittura fatto volantinaggio contro il nuovo dispositivo di ordine pubblico, a cui è invece apertamente favorevole il capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Io spero, auspico, sono molto fiducioso che venga prorogata la zona rossa. Sicuramente è un'iniziativa che andrà a rafforzare soprattutto anche la percezione di sicurezza e una presenza più massiccia delle forze dell'ordine, e quindi sì, certamente è una cosa positiva che auspichiamo. Maggiore sicurezza incentiva anche la tenuta dei negozi. A ridosso della zona rossa ha chiuso un'altra storica vetrina, quella della profumeria Venus di via Cadorna. Speriamo che apra qualcun altro sempre con una magari profumeria, perché era un punto storico dove le nostre mamme andavano fin da giovani e anche per me è stato, come dire, un colpo al cuore vederla chiusa. Speriamo che la volontà di continuare su iniziative
che potranno garantire più certezza nei controlli e quindi più sicurezza, siano anche un incentivo magari a tenere aperto anziché chiudere. Rimanendo in tema di zona rossa, proprio in una delle aree che rientrano nel provvedimento allargato in scadenza il 7 aprile, il quartiere di San Zeno, continuano le indagini su 2 tentati furti nella notte tra domenica e lunedì tra via San Zeno e via D'Elisa. In un caso una giovane mamma intorno alle 4 di notte, svegliata da alcuni rumori, è uscita in giardino e si è trovata tu per tu con i malviventi, preoccupata per i suoi bimbi a letto, è rientrata subito in casa. Si tratta probabilmente della stessa banda che pochi minuti dopo ha tentato di introdursi in un'altra abitazione vicina, anche in questo caso all'interno una donna che ha sentito dei rumori provenire dal garage, ha svegliato la figlia di 10 anni chiudendola in camera. A quel punto, armata di coltello, ha acceso tutte le luci iniziando a gridare e mettendo in fuga i ladri che per farsi strada avrebbero avvelenato e colpito forse con una bastonata il cagnolino di casa, che fino all'ultimo ha tentato di difendere le sue padrone. L'animale è morto poco dopo, lasciando nel dolore mamma e figlia. E continuiamo con la cronaca. Sorpreso nuovamente in Viale della Repubblica il 32enne ghanese che doveva trovarsi ai domiciliari dopo i colpi da Sorelle Ramonda e Saponeria. Era evaso e probabilmente pronto ad entrare nuovamente in azione. È evaso dagli arresti domiciliari facendosi rintracciare di notte dalla polizia poco lontano da dove aveva compiuto 1 mese e mezzo fa 3 colpi tra furti e rapine. Con sé una grossa forbice da potatura che con tutta probabilità gli doveva servire per compiere qualche altro reato. È stato nuovamente arrestato il 32enne ghanese che il 15 febbraio aveva derubato in Viale della Repubblica a Treviso 3 negozi, tra cui Sorelle Ramonda e la Saponeria. In quest'ultimo, per guadagnarsi la fuga dopo essere stato scoperto a tentare di uscire senza pagare dei profumi del valore di 300 euro, aveva preso a pugni il responsabile del punto vendita. Era stato arrestato insieme alla sua complice, una 27enne italiana. Domenica notte è stato sorpreso mentre, cappuccio alzato sulla testa, camminava lungo la pista ciclabile in strada Ovest all'altezza dell'incrocio con via Pisa insieme a un altro soggetto ed è stato arrestato in flagranza per evasione. In più è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nuovamente posto ai domiciliari, non è escluso che per l'uomo, con alle spalle diversi altri precedenti, il giudice possa ora disporre l'accompagnamento in carcere. E paura nel pomeriggio per un importante incendio che ha interessato una vasta porzione di bosco dietro la collina di San Vigilio, nella frazione di Col San Martino, a Farra di Soligo. Le fiamme sono partite proprio nella zona della chiesetta di San Vigilio, simbolo di quell'area delle colline del Prosecco, a rendere difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Il vento forte che soffiava nella zona e che ha alimentato le fiamme. Sul posto anche la polizia locale, AVAB di Valdobbiadene, il sindaco Mattia Perencin, che ha invitato i curiosi a non avvicinarsi per non ostacolare i mezzi di soccorso. Fortunatamente non ci sono stati feriti. 5 attività sospese per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, 3 lavoratori impiegati in nero, tra loro anche un clandestino, e 18 persone sanzionate per inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del NIL di Treviso, che hanno interessato diverse aziende operanti nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e dei pubblici esercizi. Entrando nel dettaglio, a Mogliano Veneto è stato trovato un lavoratore clandestino di origine albanese impiegato in nero nel montaggio di un ponteggio all'interno di un cantiere edile. Sempre nel settore dell'edilizia a Conegliano, Trevignano, Zero Branco e San Paolo di Piave è stata disposta la sospensione delle attività di 4 aziende perché non avevano provveduto alla redazione del piano operativo di sicurezza. Complessivamente sono state disposte sanzioni per circa 160.000 euro. Controlli del NAS nelle mense ospedaliere e nelle case di riposo fra Treviso, Venezia e Belluno, irregolarità riscontrate in 1 su 2. Non ci sono le gravi situazioni riscontrate a Napoli o Brescia, con strutture sospese perché infestate dagli insetti, o la contaminazione batterica registrata a Salerno, ma le violazioni, seppur minori, non sono mancate nemmeno nell'area sotto la lente dei carabinieri del NAS fra Treviso, Venezia e Belluno. In tutta Italia, tra il 19 febbraio e il 22 marzo, 588 controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria,
Controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate ai pazienti. Nella nostra area gli accertamenti hanno riguardato 19 mense. Le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, criticità strutturali e manutentive, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo. In totale, su 19 accertamenti, 11 le non conformità strutturali e sanitarie registrate, praticamente una su due, con 10 persone segnalate e 12 sanzioni amministrative, 29 campioni prelevati inoltre e sottoposti ad analisi. Nello specifico, nel Trevigiano 7 controlli con 3 non conformità, 3 persone segnalate e 4 sanzioni comminate. Nel Veneziano 8 accertamenti, 4 non conformità, 4 persone segnalate e 4 sanzioni. Nel Bellunese la situazione è più grave percentualmente, 4 irregolarità su 4 controlli, con altrettante sanzioni e 3 persone segnalate. Davis Suarez resta in carcere. Il cittadino di nazionalità cubana, 37 anni, accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento del 27enne di Cornuda durante una festa privata a Cesio Maggiore. Stamattina in carcere si è svolta l'udienza di convalida. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Davis Suarez, in carcere dallo scorso 28 marzo con l'accusa di tentato omicidio in relazione ai fatti accaduti quella stessa notte a Cesio Maggiore in un appartamento a poca distanza dal centro del paese. 37 anni, di nazionalità cubana, Davis Suarez ha scelto la linea del silenzio davanti alla Jeep Enrica Marson del Tribunale di Belluno, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere. Sulla decisione della Jeep ha pesato molto, riferisce il difensore di Suarez, l'avvocato Giorgio Gasperin, la precedente condanna a 7 mesi di reclusione per lesioni aggravate per aver ferito un collega di lavoro, sempre con un coltello, per motivi passionali, fatti accaduti nel novembre del 2019 al Ponte delle Tezze di Feltre. Sabato notte, al contrario, i motivi dell'aggressione al 27enne tunisino residente a Cornuda ma domiciliato da qualche tempo a Sedico sarebbero stati futili. Nell'appartamento in via Caneselle, sabato notte si dava una festa. Una parola in più, qualche bicchiere di troppo avrebbero fatto degenerare la situazione. Suarez avrebbe afferrato un coltello da cucina utilizzato per sferrare 3 fendenti secchi che hanno steso il 27enne. Il giovane, soccorso grazie alla chiamata al 118 degli altri partecipanti alla festa, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre e da lì trasferito con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. Fortunatamente il 27enne non è stato dichiarato in pericolo di vita e in meno di 48 ore è stato dimesso e ha fatto ritorno a Sedico. Ora spetterà al medico legale stabilire se i colpi ricevuti avrebbero potuto causare la sua morte. In caso contrario, l'ipotesi di reato potrebbe essere derubricata a lesioni aggravate. Davis Suarez da poco tempo aveva aperto una partita IVA. Dopo aver fatto il cameriere a Pedavena, alla scadenza del contratto non rinnovato era entrato in Naspi. Del 37enne, come del gruppo di sudamericani che si dividono l'appartamento in via Caneselle, gli abitanti di Cesio Maggiore hanno timore. Troppo litigiosi, provocatori e dalla lama facile, dice la gente, che chiede alle autorità controlli e sicurezza. Autostrade Alto Adriatico pronta a ridurre il prezzo del carburante nelle aree di servizio delle sue tratte di competenza, un sostegno importante a fronte dei continui rialzi dei costi. Viaggiare sta diventando sempre più complicato, i rialzi dei prezzi del carburante stanno mettendo in crisi automobilisti e camionisti. Solo qualche giorno fa la CGIA di Mestre aveva sottolineato, senza mezzi termini, che a pesare su aziende e cittadini è sempre più il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati sono gli autotrasportatori che hanno ammesso come senza un intervento il settore rischi il collasso. Così il concessionario che gestisce la rete autostradale del Triveneto si è detto disponibile a ridurre i costi del carburante per una durata di 20 giorni fino a 5 centesimi al litro, che si aggiungeranno alla riduzione di 25 centesimi approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto legge il 18 marzo scorso. Insomma, andare alle pompe di benzina nelle tratte di competenza a 4 Venezia Trieste, a 28 Portogruaro Conegliano, a 23 Udine Sud Palmanova, a 34 Villesse Gorizia, a 57 tangenziali di Mestre fino al Terraglio
bagaglio costerà meno. Un modo per dare il proprio contributo alla situazione contingente al fine di venire incontro all'utente e di massimizzare i benefici. Con questa azione coordinata con le altre concessionarie autostradali intendiamo sostenere l'intervento del governo e dare un segnale di vicinanza alle migliaia di famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, una delle più trafficate in Italia e in Europa, soprattutto in un periodo come quello del Ponte Pasquale, contrassegnato da un incremento dei transiti, spiega il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda come la stessa società sia impegnata da anni anche nel contenimento dei pedaggi autostradali, fermi dal 2018, a favore degli utilizzatori dell'autostrada. Presidio della CGIL davanti al Consiglio regionale per protestare contro un bilancio che, dicono, non sostiene famiglie, sanità pubblica e lavoro. Ad oggi non c'è un chiaro tavolo di indirizzo che possa in qualche maniera orientarsi sul modificare ed affrontare un problema trovando soluzioni. C'è un problema drammatico che investe i servizi residenziali. Presidio davanti al Consiglio regionale di CGIL Veneto e CGIL provinciali per protestare contro un bilancio che, dicono, non sostiene famiglie, sanità pubblica, welfare, lavoro, ambiente e non affronta l'emergenza abitativa. Servivano altre scelte per dare risposte alle emergenze della nostra regione, a partire dalla sanità, dove le liste d'attesa sono ormai insopportabili per le persone e sempre più persone decidono di non curarsi o fanno debiti per curarsi. Abbiamo un tema della non autosufficienza. Con il dato demografico della nostra regione è un'emergenza, ma purtroppo non abbiamo risposte. Così come sul tema della casa, dell'ambiente, della salute e sicurezza. E poi c'è l'emergenza lavoro. Tra i più colpiti, evidenzia il sindacato, i pensionati. In questa legge di bilancio però non vediamo un cambio di passo vero per gli anziani e quindi tutta la parte che riguarda la non autosufficienza rimane invariata, quindi rimangono tutti i problemi sia della residenzialità, quindi delle case di riposo con l'aumento delle rette, il fatto che non si aumentino le impegnative di cura appunto di residenzialità, ma anche tutta la parte della domiciliarità. Non abbiamo servizi territoriali e di prossimità, quindi le famiglie sia nell'ambito della non autosufficienza, della residenzialità che della domiciliarità perdono parte del loro reddito. Chiediamo sicuramente più risorse fresche proprio della regione da investire sia nel problema del caro rette e quindi rispetto alle impegnative di residenzialità e dall'altra parte sulla domiciliarità, servizi veri e servizi di prossimità. Basso e Biancardi sono state ricevute poi insieme a una delegazione dai capigruppo di maggioranza e minoranza e dal vicepresidente del Consiglio regionale. Abbiamo ribadito con forza le nostre richieste, ha dichiarato Basso, registrando l'interesse sia della minoranza che della maggioranza. Attendiamo i prossimi 3 giorni per vedere se nella fase conclusiva della discussione potranno essere accolte almeno alcune delle nostre istanze, ha concluso. Immediata la replica del governatore Stefani alle accuse della CGIL. Mi dispiace che non abbiano capito perché in questo bilancio sociale e sanità sono al centro. Per il PD invece le azioni da mettere in campo sarebbero altre. È un bilancio che parla di sanità e sociale e mi spiace che la CGIL non abbia letto adeguatamente quelle che sono le iniziative raccolte in questo bilancio, che investirà gran parte delle sue risorse proprio in questo. Vorrei dire che forse la CGIL dovrebbe capire che dal punto di vista delle risorse legate ovviamente a questi aspetti riguardano anche tanti lavoratori. I lavoratori oggi hanno a che fare con i carichi assistenziali, un genitore in RSA, asili nido, quindi per poter promuovere anche ovviamente l'infanzia, e questo è assolutamente fondamentale per offrire ai lavoratori dei servizi. Sociale è una parola che riguarda a 360 gradi l'essere umano, quindi anche i servizi per la prima infanzia, anche i carichi assistenziali che oggi sono la principale necessità di un dipendente. Il governatore Stefani risponde così alle accuse della CGIL, che ha definito il bilancio regionale poco coraggioso, e con lui anche
Anche consiglieri e assessori della maggioranza replicano. È una maratona dove si cerca il prima possibile di arrivare alla conclusione, perché prima abbiamo sicurezza e disponibilità di risorse, prima possiamo anche agire. È chiaro che il bilancio è la traduzione operativa di quella che vuole essere la nostra visione che diamo al Veneto. È anche chiaro, occorre dirlo con chiarezza appunto, che si tratta di un bilancio di transizione, non si può promettere all'universo mondo, quindi si è cercato evidentemente di dare spazio, al di là diciamo delle partite obbligatorie, anche a quelli che erano temi importanti come l'attenzione alle marginalità o a tutte quelle aree più fragili o al fatto di non voler mettere mano nelle tasche dei veneti. Evidentemente prossimamente potremo fare delle scelte più importanti. È chiaro che adesso l'urgenza era uscire dall'esercizio provvisorio. Per il Partito Democratico invece le azioni da mettere in campo sarebbero decisamente diverse. Uniamoci al Friuli, l'autonomia, facciamo le commissioni congiunte, ma di cosa stiamo parlando? Qua abbiamo gente che se non ha i soldi non si cura, siamo l'unica regione d'Italia che non mette soldi sul trasporto pubblico locale, abbiamo una carenza infrastrutturale di primo livello perché non c'è solo pedemontane, esiste anche un mondo infrastrutturale abbandonato, in un momento dove c'è il caro energia, il caro gasolio che ne fa in qualche modo da sgambetto finale, e questi ci vengono a fare un bilancio ordinario come se fossero chiusi in una bolla che non si accorgono di cosa succede intorno, e dopo anziché parlare dei temi importanti ci vengono a parlare dei macro accorpamenti e dell'ahimè perché non abbiamo l'autonomia. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, sono stati consegnati questa mattina oltre 140.000 euro a 21 realtà solidali che operano nel territorio. A metterli a disposizione Banca delle Terre Venete. Lotta alla povertà e sostegno concreto alle famiglie. Nel Trevigiano arrivano 143.850 euro per aiutare chi è in difficoltà. Banca delle Terre Venete ha voluto destinare parte degli utili a 21 realtà del territorio impegnate ogni giorno nel sociale, un intervento che si traduce in numeri concreti, oltre 1.200 famiglie sostenute, più di 4.000 pasti garantiti e aiuti mirati per minori, detenuti e donne vittime di violenza. Consegniamo dei voucher, cioè non consegniamo denaro, ma consegniamo dei buoni che corrispondono ad altrettante somme di denaro che possono essere consumate presso dei supermercati convenzionati con noi e che poi vengono assegnati alle persone bisognose. Ecco, questo è lo spirito. San Francesco per primo forse ci richiama ad un'attenzione ai poveri e noi come possiamo siamo un punto di riferimento anche per la città e con altre associazioni, in particolare con la comunità di Sant'Egidio e anche altri volontari. Siamo continuamente così attenti come possiamo, ma siamo attenti alle realtà di bisogno che ci sono un po' nella città. Un sostegno che arriva direttamente sul territorio attraverso associazioni e centri di ascolto che conoscono da vicino i bisogni delle persone. Ormai da tempo la fragilità di tipo è multifattoriale, non è più soltanto da tempo fragilità soltanto economica, è anche fragilità di lavoro, di abitare, di relazioni, per cui anche un contributo concreto che può sembrare molto finalizzato è utile all'interno di un processo di accompagnamento che noi tentiamo di fare con le famiglie concrete che incrociamo sul territorio. Non solo aiuti economici, ma anche percorsi di accompagnamento, tra cui anche il supporto alle donne vittime di violenza e alle persone senza fissa dimora, con progetti che puntano all'autonomia. In bici girando l'Europa per sensibilizzare la tematica del suicidio giovanile, Nicolò Fava partirà l'8 aprile da Spresiano, un viaggio organizzato assieme all'associazione Il Filo di Simo. Nicolò Fava, 28 anni, attraverserà l'Europa in sella alla sua bici, 14.000 km, toccherà dai 10 ai 14 paesi in un periodo che va dai 4 ai 6 mesi, con un obiettivo importante: sensibilizzare la tematica del suicidio giovanile e raccogliere fondi da devolvere all'associazione Il Filo di Simo. Sarebbe bello fare questo giro in ricordo anche di un mio amico che è mancato 2 anni fa, e quando poi ho conosciuto anche l'associazione del Filo di Simo, per cui
ho voluto legare alla fine questa iniziativa, per cui ogni 1000 chilometri io effettuerò una donazione e appunto promuoverò la raccolta di fondi che poi verranno devoluti alla raccolta al Filo di Simo. Un'idea nata per ricordare un amico, Federico, che Nicolò ha perso 2 anni fa. Era un mio grande amico questo, e non vorrei che il suo ricordo svanisse, cioè non svanirà mai, però nel senso è anche un modo questo per tenere vivo il ricordo che io, i miei amici, i suoi familiari abbiamo di lui, e appunto legare questa iniziativa qui al Filo di Simo per appunto tenere viva la sua memoria, tenere viva le cose belle che lui faceva, perché era una persona estremamente viva, estremamente solare. Mi fa star bene, perché nel senso lui era così, era vivo, solare, con voglia di fare, e pensare di fare una cosa che poi abbia un impatto positivo sulla vita di altre persone e che anche magari egoisticamente, tra virgolette, non possa far vivere ad altre persone quello che abbiamo vissuto noi, mi fa stare solo che bene, cioè, mi farebbe solo che piacere. La partenza sarà da Spresiano l'8 aprile, un viaggio che Nicolò racconterà sui social. Io credo che insomma, Nicolò in questo momento rappresenti la gran parte dei giovani che dal mio punto di vista hanno una potenzialità incredibile. Noi insomma siamo spesso a contatto con i giovani e non hanno la fortuna o qualcuno che li aiuti a valutare il loro valore, perché loro hanno una capacità, io lo dico sempre, loro hanno una capacità interattiva fortissima. Noi quando facciamo gli eventi le maggiori interazioni ce le abbiamo con i giovani. Il Filo di Simo, un'associazione che combatte per aiutare e sostenere chi si trova in forte disagio di suicidio, dice il presidente, bisogna parlare. Bisogna parlarne apertamente e senza preoccuparsi del fatto dell'emulazione, perché l'emulazione alla fine è una parola che si usa dopo che è successo l'evento. La realtà è che oggi chi vuole suicidarsi ha una molteplicità di strumenti. Chi si suicida non pensa perché l'ha fatto un altro, chi si suicida purtroppo si suicida perché ha un dolore mentale talmente forte che lo porta a fare uno psichiatra insomma, importante. 2 o 3 anni fa aveva detto che si chiama libera scelta. Parlarne sempre ed ascoltare, perché forse solo così si può aiutare qualcuno che in quel momento non vede più futuro. Partigiano e rivoluzionario a Cuba, l'unico europeo che ha combattuto con Fidel Castro e Che Guevara, la leggendaria vita del trevigiano Gino Donnai-Paro, raccontata in un libro presentato a San Donà di Piave, dove è morto nel 2008. Immaginare che dopo una collaborazione e un'attività così forte nel periodo partigiano, emigrato scappato quasi in Cuba, decide di diventare rivoluzionario. Per tutti a Cuba è sempre stato El Italiano. Gino Donnai-Paro è l'unico europeo ad aver partecipato alla rivoluzione di Fidel Castro e Che Guevara, che nel 1959 liberò l'isola dalla dittatura di Fulgencio Batista. Lui che, già oltre i 30 anni, aveva lasciato l'Italia dopo aver combattuto la guerra partigiana. Uno che dava del tuo a Castro e al Che, nato a San Biagio di Callalta, morto a San Donà di Piave, dove una serata è stata dedicata proprio alla sua vita, raccontata in un libro da Piercarlo Porporato e Daily Sanchez Lemus. Era una persona quasi schiva, non voleva mai apparire, anche se aveva una storia incredibile. Ci siamo detti, potrebbe essere un soggetto da film. Una vita da film, una vita leggendaria che merita di essere raccontata anche e soprattutto alle nuove generazioni. Prima l'esercito, poi partigiano dopo l'8 settembre, la fine della guerra e l'emigrazione tra Belgio, Francia e Germania fino a Cuba, dove entra in contatto con i rivoluzionari. L'incontro con Fidel Castro, quello con Che Guevara, le missioni, i combattimenti, le fughe dalla polizia di Batista, la vittoria, mantenendo sempre e comunque un'etica inossidabile, come quando decise di non partecipare all'attentato di Santa Clara nel 1959. Non lo fece per un motivo, perché era una festa e avrebbero potuto uccidere dei bambini. E lui dice il nostro combattimento, la nostra azione è contro il dittatore e non contro la gente. Poi di nuovo in Italia, ma con Cuba, un legame mai finito. Più ritorni, l'ultimo nel 2004, poco prima della morte, solennemente decorato per il suo contributo alla lotta. Un personaggio da ricordare, uno che, nel mondo in fiamme di oggi, non esiterebbe nemmeno un istante. E secondo me si metterebbe di nuovo a fare il rivoluzionario.
E siamo ora alla pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, furti tra Arsiè e Fonzaso. Non è ancora stata individuata la coppia responsabile del furto messo a segno ad Artène domenica pomeriggio. I volti di un uomo e di una donna, entrambi di giovane età, sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza all'interno della casa dove è stata fatta razzia di denaro e di gioielli. Il clima è di allerta fra Arsiè e Fonzaso, dove nel weekend è stato denunciato un furto in un'abitazione. Ci sarebbero stati almeno altri 4 tentativi di intrusione in altrettante case, praticamente in pieno giorno. Sono stati ripresi dalle telecamere interne e così abbiamo anche visto chi sono questi signori. Insomma, una coppia abbastanza giovane che con molta, senza vergogna sono entrati su una casa con molta nonchalance. I volti della coppia, un ragazzo e una ragazza, sono stati fissati e registrati dalla telecamera di sorveglianza dell'abitazione. I proprietari hanno diffuso le immagini che hanno fatto il giro del web e sono finite nelle mani dei carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche. Contrariamente ai rumors, però, la coppia non è stata fermata. Dei 2 giovani finora nessuna traccia. Nell'unico appartamento in cui il furto è andato a buon fine sono spariti gioielli e denaro e il bottino si aggira attorno ai 5.000 euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno fra le 16 e le 20 di domenica scorsa. Non è la prima volta che il Basso Feltrino, che è terra di confine, viene preso di mira da malintenzionati. L'attenzione perciò resta alta. È successo un po' un mesetto fa che c'era stato un altro raid sulla frazione di Fastro e Bellame e quindi per la seconda volta ci troviamo in questa situazione. Adesso abbiamo anche fatto una riunione al nostro interno e anche entrato con le forze dell'ordine, stiamo coordinando un'azione mirata sul territorio. Vertenza Idro, nuovo incontro questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy, fase aperta e delicata ma con i primi segnali concreti sul fronte della reindustrializzazione. Ad oggi si registrano 6 manifestazioni di interesse formali, mentre gli altri operatori sono in fase di valutazione. La partita è tutta da giocare. I sindacati hanno ribadito che non saranno accettate ipotesi spezzatino del sito produttivo di Feltre e che è fondamentale arrivare entro il 17 aprile al rinnovo della cassa integrazione. Le prossime settimane saranno decisive. Ad aprile partiranno le visite tecniche degli interessati, a seguire ci saranno verifiche più approfondite fino alla presentazione di una proposta finale entro l'estate. Istituzioni e sigle sindacali sono compatte, non possono abbassare la guardia, ha detto la sindaca di Feltre Viviana Fusaro. Ministero, azienda e sindacati si ritroveranno il prossimo 11 maggio. Potrebbe iniziare presto un nuovo corso per la Lega di Belluno, ma al momento di congresso nemmeno l'ombra lettera del segretario uscente Andrea De Bernardin. Segreteria provinciale della Lega di Belluno. Finisce il mandato triennale di Andrea De Bernardin, che auspica al più presto la celebrazione di un congresso che nomini il suo successore. Il regolamento nel partito è piuttosto chiaro. 3 anni sono un periodo forse breve, ma credo sufficientemente lungo per dare un'impronta. Quindi io in questi 3 anni piuttosto impegnativi ho dato, come faccio di solito quando sono impegnato in qualche incarico, ho dato tutto quello che riuscivo a dare. Per dire cosa accadrà è ancora presto, la fase congressuale non si è ancora aperta, candidature non ne sarebbero state avanzate e De Bernardin lascia aperto uno spiraglio, se richiesto, per un mandato bis. Spero che il partito riesca a trovare condivisione su un nome, questo sì. Lei non può ricandidarsi? Certo, assolutamente sì, potrei, ma ritengo di aver avuto un 3 anni piuttosto impegnativi. Penso che sia anche bello lasciare il posto ad altri. Poi non diamo niente per scontato, vediamo come vanno le cose e vediamo come si imposta la questione del congresso, ma questa sarebbe la mia intenzione, insomma, rimanere tranquillo. Sia chi sia, la Lega è attesa da alcune sfide. Il primo appuntamento sono i 8 comuni che vanno al voto, sono 8 comuni piccoli,
e ci sarà una prima tornata amministrativa per capire anche un po' l'orientamento degli elettori. La sfida importante sarà il 2027 perché andrà al voto sia il capoluogo di Belluno che l'altro comune molto importante in provincia che è Feltre. Intanto si dovranno fare i conti con Lamon e Cibiana, che sono commissariati, Gosaldo e Valle di Cadore, dove la Lega ha il sindaco rispettivamente con Stefano De Zanche, per cui si auspica una conferma, e Marianne Hofer, che invece sarebbe intenzionata a lasciare, e poi i cadorini Vigo, Borca, Bodo e Zoppè. Grave guasto durante i lavori all'acquedotto, una vasta area del nord-ovest del capoluogo senza acqua da questa mattina, malumore, proteste contro SIB, servizi idrici integrati bellunesi. Causa ingente perdita sulla rete di distribuzione di Sedico e Belluno, necessaria chiusura tempestiva dell'erogazione idrica nelle località Volago e Sois e nelle vie Cordevole, Agro, Maresse, Col di Piana, Mier e Piazzetta Antole. L'intervento di riparazione è già iniziato ed è tuttora in corso, al fine di ripristinare il prima possibile la normale erogazione. Questa è la schermata che compare sul sito di SIB, Servizi Integrati Bellunesi. Evidente il disagio per la cittadinanza, tra cui qualcuno ci ha contattato. È successo che senza preavviso, senza dare qualcosa di alternativo per poter vivere normalmente, quindi le condizioni normali di vita di una famiglia, lavarsi, tirare l'acqua, lavarsi i denti, farsi la doccia, far da mangiare, e quindi siamo senza acqua da ieri sera alle 8 e doveva ritornare stamattina alle 6, stamattina alle 6 non è ritornata adesso, domani siamo senza tutto il giorno e giovedì senza tutto il giorno. Oggi l'erogazione dell'acqua a metà mattinata era stata riattivata, ma è già programmato venga di nuovo sospesa da domani mattina fino alle 17. È comprensibile che se un intervento è necessario vada fatto, è meno comprensibile che non sia stato attivato un servizio alternativo con l'impiego di autobotti. Non ci sono autobotti che possono in qualche maniera sopperire a questo disagio enorme che stiamo provando tutte le famiglie, e poi le attività produttive, perché ci sono attività, c'è il ristorante, c'è il bar, c'è il lavaggio, c'è il dentista, comunque la zona è molto popolosa e comunque il disagio è enorme. E questa era la nostra ultima notizia, ora vi lascio la sigla poi alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.